Inventiamoci tutto quello che possiamo fare da qua a giugno e oltre per far sì che si continui a parlare. Mai più veleni nella nostra città, basta con i rifiuti. Sono alcuni degli slogan portati da comitati e associazioni che da tempo si battono per dire no all'inceneritore di Fusina durante la manifestazione di protesta davanti alla sede mestrina di Veritas che hanno accerchiato. Continueremo con le mobilitazioni, anche se l'inceneritore è stato autorizzato ed avviato a dicembre, almeno nella prima linea, però questo non ci ferma. Abbiamo la scadenza importante del ricorso il 23 di giugno, ma da qui al 23 giugno e anche dopo, indipendentemente da come andrà, noi continueremo a essere presenti, a mobilitare le persone, a sensibilizzare, perché riteniamo che questo ecomostro, lo chiamiamo noi, debba essere fermato. Il progetto dell'inceneritore non è solo dannoso per il territorio, per i cittadini e le cittadine tutti e tutte, ma è dannoso per l'ambiente e per il nostro pianeta. L'intera comunità scientifica sta parlando di quelli che sono i rischi della crisi climatica e ad oggi ancora le amministrazioni locali investono per i prossimi decenni in progetti che continuano a inquinare. È una battaglia che portiamo avanti da anni e che comincia anche a dare dei risultati, in particolare la richiesta delle mamme di fare delle analisi sulla presenza di diossina nel latte materno e sulla presenza di metalli pesanti sulle unghie dei bambini sta proseguendo, ci sono stati contatti con la regione. Immediata la replica dell'azienda. È assolutamente tutto quanto a norma di legge. È un impianto di modeste dimensioni, moderno, in possesso di tutti i requisiti previsti dalle normative e che ha avuto tutte le autorizzazioni, anzi diciamo che ha avuto anche un iter più lungo rispetto a quello che doveva essere perché ci sono stati dei passaggi non previsti. Ricorderei a queste persone che il governo ha deciso di in Italia non si deve più ricavare energia elettrica dalla combustione del carbone, per cui l'impianto, la centrale termoelettrica di Fusina dell'Enel è stata chiusa. In quella centrale Enel bruciava 1 milione di tonnellate di carbone e 60.000 tonnellate del nostro CSS. Quindi male che vada rimangono le nostre 60.000 tonnellate di CSS che vengono bruciate in un impianto più nuovo e più efficiente e che comunque sfido chiunque a dimostrare che tutto questo non è un miglioramento della qualità di vita e dell'ambiente.